Presidente Lamendola, l'Ordine degli Architetti organizza una giornata di studi per fare il punto sui nuovi scenari dopo la pandemia e la guerra, ma anche per accendere i riflettori sulle opportunità del PNRR. Sì, con il convegno fruendo del contributo di relatori di chiara fama, da un lato accenderemo i riflettori sui nuovi scenari economici determinati dalla drammatica guerra in Ucraina piuttosto che dalla pandemia da Covid, e dall'altro avvieremo una campagna informativa affinché gli enti beneficiari possano fruire delle risorse ad essi stanziate dallo Stato con il DPCM del 17 dicembre del 2021 per poter accedere ai fondi del PNRR attraverso i concorsi di progettazione che devono essere banditi dagli enti beneficiari entro il 18 di agosto. Qui in provincia di Agrigento possono accedere a questi fondi il libero consorzio comunale e tutti i comuni che con meno di 30.000 abitanti per un importo complessivo di 1.600.000 euro, quale montepremi per i concorsi di progettazione che possono generare lavori e quindi opere pubbliche sul territorio provinciale per un importo complessivo di ben 60 milioni di euro. Quindi, come capite, è una grande opportunità che non possiamo perdere. Allora, in questo contesto l'Ordine degli Architetti sta offrendo il proprio supporto tecnico-logistico per far sì che gli enti beneficiari possano riuscire a bandire i concorsi entro la data fissata, come dicevo, del 18 agosto, utilizzando a titolo gratuito la piattaforma informatica del Consiglio Nazionale degli Architetti, dove i concorsi viaggiano veramente veloci con ampia garanzia di anonimato. Devo dire che già hanno chiesto la nostra collaborazione il Libero Consorzio, i comuni di Montevago, Menti, Grotter, Calmuto, e questa collaborazione sarà ufficializzata nel corso del convegno con la sottoscrizione di appositi protocolli d'intesa. Ora è chiaro che il nostro obiettivo il nostro auspicio più che altro è che tutti i comuni beneficiari della provincia di Agrigento possano bandire i concorsi entro la data del 18 agosto, evitando di sprecare risorse che una volta tanto lo Stato ci ha assegnato. Un interessante convegno il prossimo 3 giugno sulle risorse del PNRR, bisogna spenderle qualitativamente, ecco quali sarà la strategia e cosa mettete a disposizione brevemente l'Ordine degli Architetti? Allora, l'Ordine degli Architetti mette a disposizione questa piattaforma per dare una mano d'aiuto non indifferente a questi piccoli comuni, che dà lo spunto per poter attingere a questi fondi e dare una boccata d'ossigeno a queste comunità. Ovviamente c'è la presenza di queste personalità all'interno del convegno, come Lorenzo Bellicini, che è il direttore del Cresme, come Gianluca Peluffo, che è un archistar, darà, e con la conclusione poi di Cancelleri, che è stato l'autore di questo DPCM, ci darà uno spunto per portare avanti e dare una collaborazione da parte di tutto l'Ordine degli Architetti allo sviluppo di questi bandi.